Amici, e com'era importante oggi, mamma mia, mamma mia. Allora, ci sono molti spunti, spero di non dimenticarmene nessuno. La premessa è che io quando l'ho vista erano le 6 del mattino e non è che mi sono dovuto svegliare apposta, ero tornato da una serata, quindi praticamente ho cercato di tutto, ho preso sonno, ma non perché la partita fosse, anzi, il primo tempo è stato emozionante, è stato di un'intensità. Il Napoli ha fatto esattamente il contrario di quello a cui ci aveva abituato, cioè primi tempi blandi a crescere quando le squadre invece si stancano. Invece il Napoli ha proprio, secondo me, voluto dimostrare, chiudiamola subito, come le critiche che abbiamo dato tutti, no? Cerchiamo di chiuderla subito e poi dopo ci rilassiamo e facciamo i cambi dopo. Ed effettivamente non si può dire niente perché il Napoli è andato in vantaggio, ha fatto il secondo gol a chiusura primo tempo, bene, cioè anche spettacolari, anche veloci, intensissimi, e il Brescia comunque c'è, il Brescia è una squadra niente male, insomma ha messo in difficoltà tutte le grandi che ha incontrato finora e anche noi alla fine. Però c'è anche da dire una cosa, perché adesso è facile fare il paragone e dire il Cagliari ha messo il pullman e il Napoli ha perso, si critica il Napoli, è sbagliato perché comunque il Napoli ha creato di più col Cagliari che col Brescia. Meglio il Napoli di Cagliari ai punti. Però c'è anche da dire una cosa, noi siamo andati in vantaggio col Brescia, quindi abbiamo costretto il Brescia a uscire fuori dal guscio. Devo dire, l'inizissimo del primo tempo, il Brescia subito forte e ha spaventato, quindi ho detto questa è una squadra che se la gioca, e se la sono giocati, ma sono stati costretti a giocarsela, visto il doppio svantaggio. Poi una serie di sfortune ci hanno portato a soffrire più del dovuto, nel senso che togli Manolas per, credo, sia la munizione sia il fatto per un fatto fisico, e poi perdi Maksimovic, che tra l'altro stava giocando benissimo. Maksimovic ha avuto un ottimo inizio di campionato, secondo me, come anche Ospina, benissimo, e devo dire il migliore, quello che più mi sta impressionando è Di Lorenzo al momento. Di Lorenzo fa ottimi interventi difensivi, spinge bene, ce l'ha ragazzi, ce l'ha. E oggi in costruzione era il terzo di difesa e poi è stato spostato centrale. Io subito l'ho detto, quando ho visto Aisai ho detto mettete Aisai sulla fascia, mettetelo in avanti con terzino Callecon, meglio, perché Aisai al centro malissimo. Per fortuna che Di Lorenzo fa tutto, e io lo sapevo, l'abbiamo sempre detto che Di Lorenzo sì, nasce anche attaccante ma ha fatto anche il centrale, quindi calma. Di Lorenzo fortissimo, Isai è entrato con quella faccia di chi non se ne fotteva proprio. Mi ha dato proprio, sai quell'impressione, vabbè, ma mi metti perché c'è l'emergenza, non mi sbatto perché non faccio più parte del progetto. Mi ha dato proprio quell'impressione là, subito mal qui, far giocare subito mal qui, Usai via, rescindere il contratto, perché questa gente qua non va bene. Noi con quelli là che ci tengono, vedi Gulam, vedi Callecon, e comunque abbiamo le nostre difficoltà. Immagini quelli che non se ne fottono proprio. Quindi Isai via, ma proprio via subito. Andiamo al nocciolo di come l'idea di gioco. Così siamo ritornati al doppio di Llorente e Mertens, che i due diversi, e funziona meglio, non c'è niente da dire. Funziona meglio dei due grandi, funziona meglio dei due piccoli, ma per forza, la possibilità di fare i cross, vedere Callecon che può fare i cross, vedere Gulam che può alzare il pallone, vedere le difese che si cagano sotto e poi puoi sfruttare le seconde palle, è importante. Io spero che Milik impari molto da Llorente, e quando c'è da far rifiatare Llorente usare Milik anche in questo modo, perché hai una soluzione in più ed è troppo fondamentale. Tonali, come abbiamo detto nei video precedenti, è esagerato, è bravissimo, è un mostro ed è già il leader, ed è già quello che manca al Napoli. Vedete come vi dico, perché al Napoli manca semplicemente uno, e lo vorrei a centrocampo, perché a centrocampo è più facile logisticamente girarsi dai difensori e girarsi verso gli attaccanti. Uno che ti prende per il collo e dice qua mo calma, perché c'è stato un momento di frenesia, qua mo calma, oppure qua mo dobbiamo farne un altro, oppure qua mo il gol non lo prendiamo. Il leader in campo che scuote gli altri, perché Allan è leader di se stesso, Callecon è leader di se stesso. Callecon, capitano, mi piace tantissimo, è concentrato e mentalizzato, però non cambiano i compagni, cosa che per esempio fa Ronaldo, per dirvi. Ma Ronaldo è l'eccesso opposto. A noi serve uno che, capito,
vi iscrivete al canale, non a Fluidot è un'altra cosa, iscrivetevi a questo canale qua, ci serve il leader. Comunque va benissimo, 3 punti, la sofferenza secondo me no, ma veramente poca roba. Quello che veramente è il risultato vergognoso e indecente e allucinante del secondo tempo è la condotta arbitrale, roba che tra l'arbitro, il VAR e il guardalinee, proprio cose mai viste in vita mia. Cioè il rigore su Llorente, cioè Llorente ci ha pure ascoltato, abbiamo detto Llorente devi cadere, Llorente cade e comunque non c'è run, cioè quello è evidentissimo, un fallo proprio procurato, lo sbilancio lo fa cadere, mamma mia. E non dite il fatto, ma quello non raggiungeva la palla, non mi interessa, anche a palla lontana, se ti vado nelle gambe è fallo, è rigore, sarà un rigore, gravissimo, che sono dovuti andare, che siano dovuti ricorrere al VAR per annullare il gol di Tonali, tra l'altro straordinario. Oh, ma quello era un fallo evidente e il guardalinee stava là così, non l'alzo, facciamo fare al VAR, gravissimo, lo devi fare subito, che resta storia, quindi male proprio, male il VAR, male l'arbitro, male il guardalinee, malissimo, lo usate solamente quando volete voi e non va bene così, non va bene, mancano le ammonizioni sono importanti, non va bene ragazzi, non va bene, si pensava che questo VAR doveva aiutare a situazioni un pochino più pulite, no, non si pulisce niente, ancora ognuno lo utilizza a modo proprio e non sono contento, non mi delizia questa cosa qua. Da New York, Valerio Fluido è tutto, lo faccio breve perché vorrei rivederla un po', perché comunque ero assonnato, non lo so, ma ditemi voi cosa ne pensate. Io credo che sì, c'è stato un po' di forcing del Brescia, ma secondo me, così come l'hanno fatto contro la Juve, così come l'hanno fatto contro le altre squadre con cui hanno perso, alla fine la squadra deve anche saper soffrire e difendersi. Quello che mi piace che abbiamo quest'anno è abbiamo delle soluzioni aeree veramente importanti e dobbiamo sfruttarle, e le stiamo sfruttando, perché molte occasioni arrivano dai calci piazzati, dai calci d'angolo o dai calci di punizione, e abbiamo Manolas, abbiamo Di Lorenzo, abbiamo Llorente, abbiamo Maximovic, abbiamo Koulibaly quando c'è. Insomma, abbiamo molte più soluzioni. Noi di solito eravamo tutti quanti così, formato Lego. Questi erano i giocatori nostri, mentre tutti gli altri erano enormi. Noi invece quest'anno si può fare e vanno sfruttati, e li abbiamo sfruttati. Un bacio, fate i bravi, iscrivetevi, insultatevi, non interessa.